Buonasera al Cardinal Ruini, buonasera. Perché un libro su Dio? E proprio adesso? Beh, potrei rispondere perché adesso è l'anno della fede, ma il motivo è molto più sostanziale. Ho pensato da tanti anni di scrivere un libro su Dio perché penso che sia tema centrale della fede cristiana, specialmente da questi ultimi periodi nel quale non tutti sono convinti che Dio esista. Dio sembra diventato di nuovo un problema e allora era necessario dare le ragioni per le quali Dio si può essere certi che Dio c'è e anche i motivi di fondo della nostra fede. Il libro parla sia di Dio dal punto di vista razionale, sia di Dio come ci è manifestato, ci è rivelato prima dell'Antico Testamento, ma poi soprattutto da Gesù Cristo. In che modo si può argomentare la ragionevolezza della fede? La ragionevolezza della fede si può argomentare con gli argomenti classici, quelli di sempre, però adattati al contesto contemporaneo, tenendo conto per esempio della rivendicazione di libertà che c'è nel mondo di oggi. Infatti una delle strade che imbocca per arrivare a Dio parte proprio dall'analisi della libertà umana, oppure dall'analisi della conoscenza scientifica, che oggi è tanto importante. La conoscenza scientifica non può parlare di Dio direttamente, perché la scienza parla delle cose che sono empiricamente verificabili, sperimentabili. Però se esaminiamo a quali condizioni la scienza è possibile, allora si può, con una strada che in fondo è antica, arrivare verso Dio. Qual è l'importanza, a suo modo di vedere, dell'educazione e in particolare dell'educazione cattolica oggi? L'educazione è sempre stata fondamentale perché l'educazione vuol dire la formazione della persona e ciò di cui ogni società ha più bisogno sono persone formate, persone che siano capaci di essere libere e responsabili e anche preparate. L'educazione cattolica è quell'educazione che in tutto, non soltanto in qualche materia, ma in tutto il suo impianto, il suo obiettivo, ha a che fare con il Vangelo, prende in considerazione la proposta della fede cristiana e naturalmente se c'è l'educazione cattolica c'è anche molta maggiore possibilità, diciamo così, che ci siano dei cristiani veramente formati. Grazie. Grazie.